buonasera e ben trovati al nostro consueto appuntamento con i venerdì del terzo settore. Intanto che aspettiamo che tutti gli iscritti si colleghino, vi do qualche informazione tecnica. Anzitutto ricordandovi che da questa settimana sono disponibili sul sito internet della nostra iniziativa gli appuntamenti del mese di novembre. Ricordo a tutti coloro che saranno interessati che è necessario iscriversi a questi appuntamenti con le consuete modalità, cioè attraverso il nostro sito internet. La partecipazione, come sempre, è gratuita. Ecco, ricordo preciso questa cosa perché molti di voi si sono iscritti agli incontri di di ottobre e devono rinnovare, diciamo, l'iscrizione per il mese di novembre. Allo stesso tempo vi ricordo che questa settimana, probabilmente verso la fine della prossima settimana al massimo, saranno disponibili sempre sul sito internet i video degli incontri del mese di ottobre. Bene, allora grazie, dopo vedo che siamo già in diversi collegati, allora iniziamo e saluto due dei relatori di oggi, li ringrazio per la loro presenza, il professor Francesco Volpe, ordinario di diritto amministrativo dell'Ateneo di Padova. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera professore, grazie. E l'avvocato Simone Cardine, avvocato di Stato di Venezia, che appunto sarà con noi questo pomeriggio. Aspettiamo il terzo relatore della giornata, che è il dottor Paolo Fortuna, direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 6 Euganea, che appunto ha avuto, come immaginerete, un periodo molto caldo, quindi ha avuto un piccolo contrattempo e ci raggiungerà nel corso del nostro incontro. Oggi affronteremo un tema di grandissimo interesse, anzi possiamo dire che con oggi inauguriamo una sessione della nostra iniziativa che è quella dedicata al rapporto tra gli enti settori e la pubblica amministrazione. Il titolo dell'incontro di oggi è Pubblico e privato nella gestione del sociale, quindi la collaborazione tra pubblico e privato nella gestione del sociale, e abbiamo la fortuna appunto di affrontare questo tema con gli esperti della materia e avremo appunto anche una testimonianza diretta dell'azienda sanitaria. Non voglio rubarvi ulteriore tempo, lascio subito la parola al professor Volpe per un intervento introduttivo. Grazie mille, grazie ancora professore, a lei la parola. Grazie a voi e grazie dell'invito, benvenuti a tutti quelli che mi ascoltano. Purtroppo sono noioso e vi addormenterò. Allora, pubblico e privato nella gestione del sociale, convergenze e divergenze, il titolo del nostro incontro. L'ampiezza del tema rende difficile concentrare i problemi che esso sollecita. Nell'introdurre la conferenza odierna indicherò solo alcuni spunti che mi paiono di maggior rilievo. Innanzitutto, cosa sono gli interventi e i servizi sociali? Ne dà una definizione l'articolo 128 del decreto legislativo numero 112 del 98, quando dice che essi sono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti a pagamento, di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. La definizione normativa, prima che enfatica, è generica. Non c'è nessun bisogno umano quasi che vi si sottragga. Il tentativo dato dall'articolo 5 del codice del terzo settore di circoscriverla è reso perciò non facile. Un punto tuttavia è chiaro. Si tratta di prestazioni economiche suscettibili di una valutazione patrimoniale, il che sposta l'attenzione sul mercato, perché se è patrimoniale tutto ciò che è suscettibile di scambio, allora anche i servizi sociali di cui si occupa il codice del terzo settore lo sono. Il codice dunque è una fonte normativa che interviene sui mercati, quelli appunto dei servizi sociali, in qualche modo regolandoli. Ciò
pone alcune questioni preliminari, perché ogni disciplina dei mercati può creare disequilibri o risolvere squilibri preesistenti. E poiché si tratta di servizi spesso affidati alla mano pubblica, vuoi per ragioni di diseconomicità degli stessi, vuoi per assicurarne il godimento ai non abbienti, vuoi per determinazioni schiettamente politiche, una tale regolamentazione incide su mercati in cui la individuazione del contraente, cioè di colui che dovrà erogare il servizio sociale, deve rispondere a criteri di imparzialità e di buona amministrazione. Anche la regolazione del mercato sui servizi sociali, in altri termini, non potrebbe avvantaggiare alcuni operatori economici ingiustificatamente a discapito di altri. Ma quando pure si trattasse di segmenti di mercato o di servizi non legalmente riservati in privativa alla pubblica amministrazione, ugualmente l'intervento dovrebbe considerare se suo tramite, l'intervento normativo, non si vengano a escludere operatori professionali introducendo di fatto una misura affine a quella prevista dall'articolo 43 della Costituzione, senza però la previsione di alcun indennizzo. Infine, si pone un problema più generale di collegamento tra le attività poste in essere da questi nuovi operatori e le funzioni amministrative in generale, perché questi interlocutori delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei servizi sociali, possono assumere indirettamente, ma anche in via formale, una posizione qualificata, capace di incidere sulle decisioni e sulle più ampie funzioni amministrative. Ecco dunque che parlare di convergenze e di divergenze tra pubblico e privato è cosa quanto mai appropriata e bisogna capire in che modo le seconde, le divergenze, possano risolversi nelle prime, cioè nelle convergenze. Il codice regola la materia del terzo settore disciplinandone soprattutto gli attori più che le attività. Tra essi spiccano le organizzazioni di volontariato, sia nella loro forma semplice sia nella loro forma complessa, data dei centri di servizi, a loro volta erogatori di servizi alle prime. L'articolo 17 del codice definisce il volontario come colui che per sua libera scelta svolge attività a favore della comunità o del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, ma di sola solidarietà. A lui non spettano compensi, ma solo rimborsi spese per lo più rendicontati. La legge, dicendo che il volontario mette a disposizione le proprie capacità, evita di dire che egli mette a disposizione il proprio lavoro, ma è di tutta evidenza che di questo si tratta. E se per ciascuno di noi è lecito offrire gratuitamente il proprio impegno, il discorso si fa più complicato quando a servirsi di quella prestazione sia un'amministrazione pubblica. Chi ha un po' di pratica di contenzioso in materia di appalti pubblici ben sa a quali problemi apre la voce dei compensi ai lavoratori nella formazione delle offerte di gara. Quella voce è essenzialmente rigida. L'offerente non può praticare ribassi oltre ciò che è previsto dai contratti collettivi nazionali. Quel medesimo offerente, la cui offerta è ingessata dai suddetti vincoli, può tuttavia vedersi a fianco un pericoloso concorrente, in grado di offrire lavoro a costo zero o quasi: le organizzazioni di volontariato. Anzi, la concorrenza può evitare persino di porsi su un piano formale, se dobbiamo leggere l'articolo 56, là dove esso parla di convenzioni con le organizzazioni di volontariato o con le associazioni di promozione sociale, nel senso che esso consente di affidare, a condizioni più favorevoli rispetto al mercato, servizi pubblici senza neppure dar luogo all'espletamento di alcuna evidenza pubblica.
Il tutto anche senza tenere conto degli ulteriori benefici sul piano fiscale, articolo 86, che potrebbero dar luogo a fenomeni di dumping e senza tener conto del problema delle spese sostenute per procacciarsi beni o collaborazioni, le quali, se non accuratamente controllate, potrebbero trasformare questi nuovi operatori in una sorta di maschera per imprenditori occulti. Ma vi sono anche problemi di incidenza sull'attività generale degli enti pubblici. Qui entra in rilievo soprattutto l'articolo 55 del codice, secondo il quale gli enti pubblici sono tenuti ad assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione attraverso forme di intervento giuridicamente rilevanti. Sembrerebbe così che una regione, nel redigere ad esempio il proprio piano sociosanitario, dovrebbe riconoscere a questi operatori del terzo settore una legittimazione procedimentale e conseguentemente anche processuale, qualificata e preferenziale rispetto agli altri soggetti indistinti dell'ordinamento. Quanto detto basta a parer mio a indicare che il problema della convergenza tra pubblico e privato nella materia di cui oggi ci occupiamo è questione in cui è necessario operare con grande prudenza, onde evitare che, a voler lastricare il cammino delle migliori intenzioni, la meta possa risultare meno gradevole di quanto in un primo tempo si desidererebbe. Ma sono certo che questi profili potenzialmente critici, la cui cura, lo riconosco, non è assente nel codice del 2017, verranno fatti oggetto di approfondimento dagli oratori che mi seguiranno. Grazie. Professore, grazie mille a lei per questo intervento introduttivo che davvero ci dà tantissimi spunti che avremo appunto modo adesso di approfondire e che diciamo pone gli accenti sulle divergenze e sulle convergenze, quindi veramente cogliendo il senso anche del titolo di questo incontro. Grazie, lascio subito la parola all'avvocato Simone Cardini che ugualmente ringrazio. A lei, avvocato. Sì, buonasera a tutti, ringrazio per l'invito, ringrazio anche il professor Volpe che ha fatto un'ottima introduzione. In effetti il tema della mia lezione riguarderà in senso ampio il welfare e sarà in senso ampio, nel senso che la materia è molto molto ampia. Il professor Volpe è già andato sulle criticità dei problemi. Io cercherò di sorvolare per mettere in quadro tutto quello che esiste nel sistema. Non nego che la materia è sotto questo profilo una materia nuova nella misura in cui dobbiamo sperimentare le nuove forme. Come vedremo prima, c'è una responsabilità a capo della pubblica amministrazione che sarà quella di individuare le strategie migliori per assecondare i singoli bisogni e per garantire i servizi che si pone come obiettivo. Procedo subito a condividere le schede che saranno quelle che mi guideranno queste slide in questo lavoro. Allora, questo è il tema di oggi, come dicevo, che riguarda essenzialmente il sistema del welfare mix. Un nome che è stato dato allorquando ci troviamo a che fare, allorquando il welfare pubblico non è più risultato sufficiente a superare ai bisogni. Nel mio lavoro troverete tante definizioni che spero potranno servirvi successivamente nel resto del lavoro. Quindi noi definiamo il welfare mix come un modello basato sull'erogazione dei servizi da parte dell'istituzione pubblica, assieme a soggetti esterni all'istituzione pubblica, cioè soggetti privati, welfare privato. Diciamo fin da subito che il welfare privato si caratterizza per l'esistenza contemporanea di soggetti profit e no profit e che il concetto di fondo su cui si fonda il welfare mix è il seguente. A parità di servizio erogato e di fruitori del servizio, vi è una pluralità di soggetti erogatori disciplinate da normative diverse che utilizzano modelli diversi. Cercheremo di vedere quindi come questo possa essere un vantaggio o uno svantaggio e iniziando dalla pluralità dei soggetti. Allora, primo punto, la pubblica amministrazione è titolare del dovere di erogare il servizio. La pubblica amministrazione è titolare del servizio e deve curarne l'erogazione. L'erogazione può avvenire direttamente da parte della pubblica amministrazione
oppure può essere esternalizzata. Si determina quindi un fenomeno di scissione tra la titolarità del servizio e la gestione. Il titolare del servizio è sempre l'ente pubblico, ma la gestione può essere esternalizzata verso altri soggetti. Si utilizza il termine outsourcing, cioè approvvigionamento esterno, per indicare appunto la pratica degli enti pubblici e privati di acquisire da altri soggetti delle fasi del proprio processo. Si utilizza il termine in-house o internalizzazione per indicare il rientro di quella fase del processo, e il termine in-house providing quando l'ente acquisisce un bene o un servizio attingendo all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere all'esterno. Come ha detto bene il professor Volpe, i servizi che ci si occupano sono intesi come servizi che si possono trovare e acquistare sul mercato. Quali sono le ragioni per cui un ente pubblico può ricorrere a esternalizzare il servizio anziché svolgerlo in house, quindi molto semplicemente con i propri dipendenti e la propria struttura? Nel corso degli anni sono stati individuati, diciamo, alcuni elementi, fattori che potrebbero portare all'esternalizzazione del servizio. In primo luogo la riduzione della spesa pubblica, che è quello che ha comportato negli anni 90 lo spingere al di fuori dell'ente pubblico la ricerca del servizio. L'accrescimento dell'efficienza e della qualità dei servizi esperti, cioè l'idea che facendo svolgere il servizio da un soggetto del privato, questo venga svolto con minor spreco e con maggior qualità. Il fatto che i soggetti privati che operano solo in determinati settori abbiano maggiore specializzazione, la capillarità del servizio rispetto al singolo bisogno. Il privato arriva molto più vicino a chi ha bisogno. La valorizzazione delle iniziative delle persone e delle associazioni private, che sarà un punto che poi riprenderò, cioè l'idea che facendo svolgere l'iniziativa al privato si valorizza anche il privato, inteso sia come privato profit che come privato non profit a questo livello. Infine vi cito l'articolo 1 della legge del 2000, la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, sistema integrato ovviamente, quando dice che il sistema integrato di interventi ha tra i suoi scopi anche quello di promuovere la solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di autoaiuto, di reciprocità e solidarietà organizzata. Pare cioè che questa legge individui un plus ancora nell'esternalizzare il servizio, nel trovare un modo di gestirlo non solo nel monopolio pubblico ma anche nel monopolio privato. Un valore quindi, oltre a degli obiettivi di risparmio e di altro. Qui ho fatto io una selezione di alcune normative che secondo me possono essere considerate importanti quando parliamo del welfare mix. Allora, la prima legge del 1890 che istituiva gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, che troviamo anche richiamati nel codice del terzo settore. La legge del 2000, che è appunto la legge quadro che realizza il primo sistema integrato in senso stretto e che riguarda gli interventi e i servizi sociali. La famosa riforma del titolo quinto della Costituzione che va ad affermare, quello lo avrete già sentito nominare e lo sentirete ancora, va a costituzionalizzare il principio di sussidiarietà orizzontale. Cioè l'idea che a svolgere l'attività di interesse generale non siano solo lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, ma anche l'autonoma iniziativa di cittadini singoli e associati. E infine arriviamo al codice del terzo settore del 2017. Ora io vi darò un po' di definizioni, perché quando si parla di welfare si parla di servizi pubblici. Poi noi poniamo l'attenzione sui servizi sociali e sappiamo, l'ha già detto il professor Volpe, che nel codice del terzo settore sono indicate le attività di interesse generale. Allora proviamo a dare un po' di riferimenti tenendo conto che anche a livello comunitario è possibile recuperare alcune terminologie che non sempre coincidono con quelle del diritto interno. Allora, possiamo definire come servizio pubblico il servizio assunto come doveroso da parte di un soggetto pubblico, che come dicevamo ne è titolare, in quanto considerato rispondente a esigenze e bisogni della collettività ed è diretto a una platea indistinta di beneficiari. Io ho come punto fermo che il servizio pubblico ha come titolare l'ente pubblico e l'ente pubblico ha come dovere quello di garantire il servizio. Il servizio pubblico si caratterizza per rispondere al bisogno di una collettività di soggetti più che al bisogno del singolo e ha una platea distinta di destinatari. A livello comunitario non si parla tanto di servizio pubblico, ma si usa un'altra espressione, cioè servizi di interesse generale, che ha questa sigla, SIG.
Si intendono quegli servizi, come potete vedere, che sono indirizzati a un'utenza fondati sul principio di continuità, universalità, accessibilità delle tariffe e della tutela dei consumatori utenti. Esempio, i trasporti pubblici e l'assistenza sanitaria. I servizi di interesse generale comprendono il servizio di interesse economico generale, SIEG, e il servizio di interesse non economico generale. La prima ipotesi, appunto, quando il servizio ha una rilevanza economica ed è quindi possibile che sia offerto nel mercato da un'impresa in maniera remunerata, esempio il servizio postale, che ha, in effetti abbiamo l'esempio italiano in cui ci sono le poste, ma ci sono altri soggetti che possono svolgere lo stesso servizio, e il servizio invece di interesse non economico, qualora l'erogazione del servizio avvenga al di fuori del mercato. Polizia, giustizia, previdenza sociale. Cosa interessa al diritto dell'Unione Europea? Interessa la definizione di servizi per poter applicare la direttiva Bolkestein, cioè sul libero mercato e la libera circolazione dei servizi, per poter applicare le norme sulla tutela della concorrenza e del mercato, per poter applicare le norme sulla regola degli aiuti di Stato. Quindi nel momento in cui l'Unione Europea individua i servizi di interesse non economico generale, lo fa per escludere che ad essi si applica la direttiva Bolkestein, per escludere che ai medesimi si applichino le regole sulla concorrenza e il mercato e per escludere che ad essi si applichino le regole sugli aiuti di Stato. Servizi sociali. Ho recuperato in questo caso una definizione di servizi sociali che era già contenuta nella legge del 98 e poi ripresa dalla legge quadro sul sistema integrato. Quando le definisce come prestazione gratuita a pagamento, vediamo che la definizione l'ha già data il professor Volpe, quindi prestazioni economiche, dicevamo, che possono essere svolte in maniera gratuita e a pagamento, destinate a rimuovere e a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà delle persone, con esclusione soltanto del sistema previdenziale e sanitario e del sistema di amministrazione della giustizia. Correttamente abbiamo detto una definizione molto ampia e non di facile determinazione. In ambito comunitario i servizi sociali non hanno una definizione a sé. I servizi sociali, quando la Comunità Europea, quando la Commissione ad esempio o la Corte di Giustizia ha parlato di servizi sociali, li ha fatti entrare nel più ampio alveo dei servizi di interesse non economico generale. Il servizio sociale non viene a priori escluso dalla Comunità Europea, dal mercato e dalla libera concorrenza, e l'assenza di scopo di lucro e le finalità sociali possono consentire deroga dalla normativa comunitaria sugli appalti. Qui entro un po' già nel vivo della questione. Più avanti dirò come i servizi dal punto di vista eurocomunitario è tutto ciò che può essere acquistato sul mercato. È una nozione neutra. E operatore economico è colui che può offrire sul mercato quel servizio, che sia un ente con scopo di lucro o senza scopo di lucro. Il punto è che dal punto di vista della Comunità Europea i servizi sociali non hanno a priori una disciplina a parte, sebbene poi vedremo la stessa disciplina comunitaria permette per particolari fattispecie di aprire al mondo del volontariato e di consentire deroga alla normale disciplina sugli appalti. Attività di interesse generale. Questa è la definizione che troviamo nel codice del terzo settore. Nell'attività di interesse generale rientrano anche gli interventi e servizi sociali che abbiamo già prima visto, anche se non sono gli unici, nel senso che l'elenco contenuto nel codice del terzo settore sull'attività di interesse generale comprende anche gli interventi di servizi sociali, ma non solo. Sappiamo, questo ve l'avranno già detto in più di uno, ma lo ripetiamo, è ente del terzo settore disciplinato dal codice del terzo settore quello che esercita in via esclusiva o principale un'attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nelle normative precedenti, ho ripreso ad esempio quella sulla ONLUS, si parla di attività di utilità sociale, facendo riferimento in particolare alla condizione del singolo, mentre quando si parla di attività di interesse generale si fa riferimento più ampiamente ai bisogni dell'intera società civile. E qui il punto importante perché ci richiama quella definizione che ho riportato prima di servizio pubblico, quando abbiamo parlato di un servizio diretto a una platea indistinta di soggetti per sopperire e per superare i bisogni per alimentare i bisogni di una collettività di soggetti.
Fatte queste definizioni, che poi vedremo in qualche maniera torneranno sicuramente utili, ripeto che io parlo del welfare complessivo, per cui il materiale è tanto e cercheremo di coprire il più possibile. Partiamo dal welfare pubblico, quello che tra virgolette esisteva fino agli anni 90, cioè la pubblica amministrazione che eroga il servizio. Il servizio pubblico può essere definito come servizio assunto come doveroso da parte del soggetto pubblico, in quanto considerato rispondente a esigenze e bisogni della collettività. Quindi il primo erogatore del servizio pubblico è per definizione l'ente pubblico, che ne è titolare. Dicevo prima, si può creare una scissione tra l'ente pubblico titolare del servizio e chi lo gestisce, ma l'ente pubblico è per definizione titolare del servizio e per definizione ha il dovere di renderlo. L'ente pubblico quindi si caratterizza per avere un dovere istituzionale di svolgere una certa attività per il perseguimento dell'interesse collettivo. L'ente pubblico, come lo intendiamo, per definizione non ha scopo di lucro e non opera sul mercato, e gli esempi di ente pubblico classici sono lo Stato, la Regione, la Comune, la Provincia, ma ad esempio anche l'università. Gli enti pubblici, in base alla legge sul parastato, possono essere costituiti e riconosciuti solo per legge. Quindi il concetto è che è ente pubblico quello che per legge ha il dovere di perseguire determinate finalità collettive. Dirò dopo che un'associazione senza scopo di lucro magari può perseguire le medesime finalità di interesse collettivo, ma non ne ha il dovere di legge di farlo. L'ente del terzo settore parla degli enti pubblici dicendo che non sono disciplinati dal terzo settore, dal codice del terzo settore. Cioè il codice del terzo settore esclude che l'ente pubblico sia un ente del terzo settore. A noi interessa che non sono enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche e che non sono enti del terzo settore gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo degli enti delle amministrazioni pubbliche. Andiamo a toccare qui un altro concetto che ci permette ancora di aprire la visione. Non esiste più il monopolio statale dei servizi pubblici. Non esiste più un'unica istituzione statale come unica espressione di enti, ma non esistono più neanche solo gli enti pubblici locali come enti pubblici. Oggi si parla più correttamente di pluralismo della pubblica amministrazione e sistema degli enti pubblici. Più sono gli enti pubblici che agiscono, e questo significa che molteplici sono i modelli di azione degli enti pubblici e che molteplici sono le discipline che regolamentano questi enti pubblici. Allora, io adesso velocemente vi faccio un po' di esempi di enti pubblici per capire di che cosa stiamo parlando, ma tratteremo nello specifico quelli che a noi interessano, cioè quegli enti pubblici diversi dall'ente pubblico locale, dallo Stato, che può trovarsi a gestire servizi pubblici. Per notizia esiste l'ente pubblico economico, adesso è andato sostanzialmente superato, come vedremo, ma si caratterizzava essenzialmente per svolgere un'attività di impresa strumentale al fine pubblico. Questo per dire che nel concetto di pluralità della pubblica amministrazione si spazia anche a toccare chi svolgeva attività di interesse economico rilevante. Fenomeno che più ci interessa: l'ente pubblico che partecipa a un ente di diritto privato. Siamo a metà strada tra un ente di diritto privato disciplinato dalla normativa privata del Codice Civile e un ente pubblico, cioè parliamo di un ente di diritto privato con una partecipazione dell'ente pubblico. La partecipazione si motiva perché è ritenuta funzionale alla tutela degli interessi pubblici in attribuzione all'ente pubblico. Chiaro è che quando l'ente pubblico partecipa a un comitato, a un'associazione, a una fondazione o addirittura a una società, si pone idealmente lo scontro tra quello che è l'interesse prettamente pubblico di cui è portatore l'ente pubblico e quello che è l'interesse invece dell'altro soggetto a cui partecipa, cioè comitato, associazione, fondazione o società. Nella società, che ha in teoria uno scopo di lucro, questo si fa sentire molto. Io vi ho portato alcuni esempi per renderci conto come l'ente pubblico partecipa a soggetti che possono ben essere soggetti senza scopo di lucro e avere come obiettivo delle promozioni, quello di promuovere la cultura piuttosto che l'ambiente, piuttosto che il recupero della socialità in più settori. Un esempio è questo: il comitato promotore di Pisa, capitale italiana della cultura 2011. Obiettivo: mobilitare le principali energie del territorio per sostenere e arricchire il programma della candidatura, potenziando la fruizione culturale come strumento di crescita della comunità e di inclusione sociale.
Vi aderisce un comune, una regione, un'università, ma anche un soggetto privato come la Vodafone. Allora qui ci avviciniamo a un ente pubblico che partecipa a un ente che è diverso dall'ente pubblico, a un soggetto, in questo caso un comitato promotore, che svolge delle attività prettamente culturali senza scopo di lucro. Altro esempio è questa fondazione, tuttora esistente, del Comune di Ferrara. Il Comune di Ferrara partecipa a una fondazione Onlus, con finalità di solidarietà sociale nel comune della tutela dei diritti delle persone con disabilità e assistenza sociosanitaria alle medesime. Quindi ci avviciniamo quasi agli enti del terzo settore, o meglio ci avviciniamo a una fondazione Onlus che si avvicina agli enti del terzo settore, con la peculiarità che questa fondazione è partecipata dal Comune di Ferrara. E allora in questo percorso ideale che ci porta dal welfare pubblico al welfare privato, capiamo che già quando esaminiamo lato ente pubblico le cose possono essere più complicate, del monopolio statale dei servizi pubblici o comunque degli enti pubblici che diversi dallo Stato che svolgono servizi pubblici, ma ci può essere una commistione di soggetti, questo è il senso. Vi ho riportato poi anche l'esempio della Fondazione Arena di Verona, che è una fondazione di diritto privato, ma che è partecipata dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto. Ancora le fondazioni universitarie, che sono fondazioni dotate di natura privata, senza scopo di lucro, a cui partecipa l'università, ma che sono aperte anche alla partecipazione di soggetti privati. Esaminiamo ora un'altra ipotesi che è quella della società pubblica, sempre in questo avvicinamento verso il settore privato. È il caso dell'ente pubblico che partecipa a una società di diritto privato. Perché un ente pubblico partecipa alla società di diritto privato? Perché si pensa che il modello della società di diritto privato possa garantire maggiore efficienza, meno rigidità e più dinamicità rispetto all'apparato burocratico. In questi termini, quindi, l'obiettivo dell'ente pubblico che partecipa a una società è quello di perseguire il fine pubblico attraverso una struttura diversa. La società pubblica è da trattarsi a livello normativo come una società privata, che quindi persegue scopo di lucro, cioè la creazione di un profitto come differenza tra costi e ricavi, e non è letto solo dal criterio di economicità dell'agire. Quindi parliamo di una società in cui l'ente pubblico partecipa come azionista. La materia delle partecipazioni pubbliche a enti privati è stata disciplinata dal testo unico in materia di partecipazione pubblica con l'obiettivo espresso di ridurre la proliferazione delle società a partecipazione pubblica e ha cercato quindi di orientare gli enti pubblici a partecipare solo a quelle o a mantenere la partecipazione solo a quelle società private caratterizzate da un vincolo di scopo, cioè un'attività di produzione di beni e servizi strettamente legata al perseguimento delle attività istituzionali dell'ente. Un ente pubblico partecipa a una società se quella società svolge un'attività che c'entra con la finalità pubblica, e il vincolo delle attività. Addirittura vengono individuate precisamente le attività consentite a quelle che sono le società pubbliche, cioè le società in cui l'ente può mantenere una partecipazione. Vi ho fatto un esempio qui vicino, cioè questa società Serini, che è partecipata dal Comune di Milano e di Mira, ma ha anche poi una grossa partecipazione di soci privati e che si occupa della ristorazione collettiva delle mense scolastiche e delle farmacie comunali. Il modello che a noi interessa di più, diciamo, sono questi due. Oggi la società pubblica può essere chiamata a svolgere attività che possono anche rientrare nell'attività di interesse generale ai sensi del codice del terzo settore. Quindi ci stiamo avvicinando a delle società che sono partecipate in questo caso da un ente pubblico, ma che svolgono, guarda caso, attività che noi consideriamo proprie degli enti del terzo settore in quanto elencate nel codice del terzo settore. Cioè abbiamo degli enti che non sono gli enti del terzo settore, che svolgono le attività di interesse generale indicate nel codice del terzo settore. Qui porto due esempi molto interessanti, cioè questa società sociosanitaria Pomezia SRL con socio unico il Comune di Pomezia, che come vedete svolge attività di servizi di pronto intervento sociale, di servizio ausiliario alle scuole comunali dell'infanzia, di servizio di integrazione e inclusione scolastica per gli alunni in situazioni di handicap, di servizio di assistenza domiciliare per anziani e così via. Cioè attività che sono rientranti in quelle che il codice del terzo settore definisce attività di interesse generale.
Eppure parliamo di una società a responsabilità limitata con socio unico il Comune di Pomezia, quindi una società di diritto privato che però ha come socio unico un ente pubblico. Altro esempio uguale di società a totale partecipazione pubblica è la Casa Livorno e Provincia SPA, che ha come obiettivo quello dell'housing sociale, cioè costruire nuovi alloggi di edilizia sociale. E allora voi capirete che questo è un po' il ragionamento che sta di fondo a tutto questo mio intervento. Le attività indicate nel codice del terzo settore non sono riservate agli enti del terzo settore. Per cui quando parliamo di welfare mix intendiamo proprio l'individuazione, il fatto che più sono gli operatori che operano, potendo in uno Stato garantire i medesimi servizi, laddove il titolare del servizio è sempre un ente pubblico. Ogni ente che opera nell'ambito del welfare mix ha proprie regole, ha propri modelli e questo, come vedremo dal mio punto di vista, è una potenzialità, il fatto che esistono più soggetti che in astratto possono volgere gli stessi servizi. Società in house. Tra le società a partecipazione pubblica, la società in house è di particolare interesse. Infatti l'affidamento in house della gestione di servizi pubblici locali è già previsto nel testo unico degli enti locali. Allora, parliamo di una società di diritto privato che per una serie di, quindi con scopo di lucro, che produce beni, servizi e servizi, che però che ha però determinate caratteristiche determinate a livello comunitario, che permette all'ente pubblico di servirsi della medesima senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, che è quello che interessa, come dicevamo, in qualche modo al diritto comunitario. Si tratta di una società che ha come azionista una o più amministrazioni pubbliche e basta, che ha una prevalenza dell'attività per essere rivolta agli interessi dell'azionista pubblico. La quasi totalità del soggetto sociale consiste nello svolgimento dei compiti ad essi affidati dall'azionista ente pubblico. E infine il cosiddetto controllo analogo. L'ente pubblico esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, che determina una situazione di subordinazione gerarchica della società all'ente pubblico. Insomma, pur essendo una società, la società in house, un ente distinto dall'ente pubblico, tanto è l'invadenza dell'ente pubblico nella sua società in house che la società in house vale quanto un ufficio dell'ente pubblico. E proprio perché la società in house vale quanto un ufficio dell'ente pubblico, l'ente pubblico può gestirla e può affidare alla medesima dei servizi come se fosse un proprio ufficio, cioè senza ricorrere alla procedura di evidenza pubblica. Le società in house possono essere chiamate a svolgere dei servizi pubblici, comprese attività di interesse generale da parte dell'ente pubblico, che così non ricorre alla procedura di evidenza pubblica e al contempo non svolge direttamente con i propri uffici il servizio di cui trattasi. Qui vi ho riassunto un po' le caratteristiche della società in house e quello che vi ho appena detto. Quali sono i vantaggi di un affidamento in house? Il mantenimento del controllo, l'affidamento del servizio non soggetto alle regole della gara e l'utilizzo da parte dell'ente pubblico della struttura della società. L'idea di fondo della creazione della società in house è proprio questa, cioè l'idea che utilizzando uffici diversi dagli uffici pubblici si potesse raggiungere maggiore efficienza del servizio. Attualmente il codice dei contratti pubblici, ve l'ho riportato ma non lo commentiamo, è perché è importante che si sappia, prevede l'affidamento in house in via, tra virgolette, subordinata a ricorso al mercato. Cioè dice che nel momento in cui un ente pubblico vuole utilizzare una società in house deve dare la motivazione del perché non è riuscito, del mancato ricorso al mercato, facendo riferimento anche ai benefici per la collettività derivanti dal fatto di gestire quel servizio attraverso una società in house anziché la ricerca del mercato, del servizio medesimo sul mercato. Casistica, vi ho già indicato due casi molto chiari, la famosa società sociosanitaria Pomezia SRL e la Casa Livorno SPA. Sono due società interamente possedute da enti pubblici che, ho esaminato in particolare la società Pomezia SRL, svolge in house servizi sociali per l'ente pubblico rappresentato dal Comune di Pomezia. Quindi in questo caso il Comune di Pomezia non si rivolge al mercato attraverso procedure di evidenza pubblica, ma utilizza direttamente per dei servizi sociali che abbiamo visto prima una propria società in house.
Altra casistica che ho voluto sottolineare è questa. La giurisprudenza comunitaria e poi italiana ha precisato che un ente senza scopo di lucro non può essere considerata una società in house, perché ha ritenuto che l'ente in house può essere soltanto, che l'affidamento in house può essere effettuato soltanto a soggetti aventi scopo di lucro. Quindi quando un'amministrazione pubblica partecipa a un ente senza scopo di lucro, e abbiamo visto prima degli esempi, il rapporto che si crea tra quell'ente senza scopo di lucro e l'ente pubblico di cui si tratta non potrà essere inteso come un affidamento in house del servizio. Passiamo ora a esaminare quello che viene chiamato welfare privato. Allora, ribadisco il concetto di fondo. A parità di servizio e di usufruttore del servizio, plurimi possono essere i soggetti a cui che gestiscono il servizio medesimo. Titolare del servizio è l'ente pubblico, che però può gestire il servizio in vario modo, tra cui aprendosi all'esterno, effettuando la cosiddetta esternalizzazione. Quando un ente pubblico utilizza il proprio ufficio, quando un ente pubblico utilizza una propria società in house, non c'è esternalizzazione, perché anche la società in house vale quanto l'ufficio pubblico. Perché si possa parlare di esternalizzazione, quindi bisogna rivolgersi a soggetti esterni, come non è appunto la società in house. Questa apertura verso l'esterno, questa ricerca verso l'esterno di soggetti capaci di gestire il servizio è quello che permette di entrare nel concetto di welfare privato, i soggetti privati che erogano il servizio. Esiste una pluralità di welfare nel welfare pubblico, cioè più enti pubblici che possono erogare il servizio, aventi anche nature diverse, come abbiamo visto, può essere una società privata regolata dal codice civile. Anche nel welfare privato, diciamo subito, avremo più soggetti. E non a caso io ho parlato di pluralismo del welfare privato. Come nel welfare pubblico esistono più soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi, così esistono più soggetti non pubblici coinvolti nella gestione dei medesimi servizi, conformi a modelli organizzativi diversi e disciplinati da normative diverse. Il welfare privato si connota dal non essere riservato al mondo degli enti senza scopo di lucro e può vedere il coinvolgimento di enti societari che nella gestione del servizio producono utili da distribuire. Nel titolo di questa lezione è già previsto quello che c'è scritto qui, cioè il welfare privato non è riservato agli enti del terzo settore. Il welfare privato non coincide con gli enti del terzo settore, ma si intende tutto quel fenomeno per cui non è più il welfare pubblico a gestire il servizio. Avremo quindi un privato profit come un privato non profit o comunque un privato non riservato, un welfare privato non riservato agli enti del terzo settore. È chiaro che avere più soggetti che operano nella gestione di quel servizio permette di ampliare la scelta, perché permette di scegliere più tipologie di modelli organizzativi disciplinati da normative diverse. Privato profit, privato non profit e enti del terzo settore. Entriamo quindi di passaggio. Lo scopo di lucro viene inteso normalmente come attività diretta alla creazione del profitto, cioè una differenza tra costi e ricavi. Il criterio di economicità è semplicemente inteso come equivalenza tendenziale tra costi e ricavi ed è perseguito da determinati enti, mentre quando parliamo di scopo di lucro intendiamo proprio non solo andare a pari tra costi e ricavi, ma creare una differenza positiva che viene chiamato profitto. Quando parliamo di enti no profit e di enti profit, intendiamo questa distinzione. In questi termini anche un ente pubblico è un ente no profit perché l'ente pubblico non ha come obiettivo quello di perseguire la creazione di un profitto. Più correttamente però noi intendiamo per soggetti non profit non gli enti pubblici, bensì gli enti privati. Quindi coloro che da questo punto di vista, quando perseguono una finalità collettiva e sociale, non lo fanno per dovere di legge. Quindi sono soggetti non profit gli enti solo privatistici che erogano servizi nel mercato per il raggiungimento di obiettivi sociali senza alcuna possibilità di riparto di guadagni tra associati e soci. Questo ci permette di entrare in un'ulteriore sottodistinzione correttissima, cioè tra privato non profit e privato non for profit. Il privato profit crea utili e li distribuisce, questo è il suo obiettivo.
Il privato non profit non crea utili e quindi non li distribuisce, ovviamente. Il privato non for profit è un soggetto che svolge attività economica, crea utili, ma senza poterli ridistribuire e quindi essenzialmente reinvestendoli nella sua attività. Il codice del terzo settore inserisce negli enti del terzo settore anche soggetti non for profit, scusate, ossia enti che creano utili ma non possono ridistribuirli. L'articolo 4 del codice del terzo settore parla espressamente di imprese sociali accanto a soggetti senza scopo di lucro. L'articolo 8 del codice del terzo settore precisa che è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione. Quindi significa che esiste la possibilità in astratto di creare utili, ma questi non possono essere distribuiti. Abbiamo quindi enti del terzo settore che non creano utili, enti del terzo settore che creano utili e non possono distribuirli. Accanto ad essi, nel welfare privato abbiamo anche enti invece che creano utili e li distribuiscono. Terzo settore, welfare sociale. Facciamo il passo in più. Il termine welfare sociale viene riservato a quei soggetti che operano all'interno del welfare privato e che non sono for profit, cioè che anche laddove creano utili non li possono distribuire. Con il termine terzo settore si indica quel settore che si affianca al primo settore relativo al pubblico in generale e al secondo settore relativo all'impresa privata con scopo di lucro. Posto che il termine welfare mix si intende un sistema di gestione del welfare caratterizzato dalla presenza di più soggetti, istituzioni pubbliche, welfare pubblico e privato, welfare privato, nel welfare privato è individuabile il welfare sociale, inteso come quei servizi gestiti da soggetti non for profit. Ci fermiamo ancora un secondo su questa slide. Quindi possiamo dire che i medesimi servizi possono in astratto essere gestiti direttamente dal pubblico, l'ente pubblico titolare del servizio lo gestisce, oppure può essere esternalizzato e può essere esternalizzato verso il secondo settore, cioè un'impresa privata con scopo di lucro, un privato profit, magari attraverso una procedura di evidenza pubblica, cioè la ricerca nel mercato del servizio ad un costo che si paga, che l'ente pubblico paga. Oppure il medesimo servizio può essere richiesto all'esterno verso il privato, ma quel privato si caratterizza per essere non for profit, cioè il terzo settore. Cioè il primo settore, il secondo settore e il terzo settore potrebbero tutti gestire il medesimo servizio. Qui vi riassumo due caratteristiche degli enti del terzo settore che voi chiaramente conoscerete, io indico quelli che mi interessano ai fini di questa lezione. Cioè l'ente del terzo settore si caratterizza per il divieto di distribuzione degli utili e quindi non è un ente del secondo settore. L'ente del terzo settore è autonomo dalle amministrazioni pubbliche e quindi non è un ente del primo settore. Come abbiamo detto prima, il codice del terzo settore ci dice che non è un ente del terzo settore non solo l'amministrazione pubblica, ma anche un ente se sottoposto alla direzione, coordinamento o se controllato da un ente pubblico. Facciamo un ulteriore passo. Il ragionamento è: vi è una sorta di neutralità della forma giuridica rispetto alla poter erogare un determinato servizio. Esempio, una fondazione Onlus. L'Onlus è una qualifica fiscale che è stata abolita con la riforma, quindi oggi una fondazione Onlus deve decidere che fare di se stessa. Allora una fondazione Onlus può diventare una fondazione ente del terzo settore prevista dal codice del terzo settore, ovviamente adeguandosi alla normativa del codice del terzo settore per poi essere iscritta al registro unico. Potrebbe trasformarsi in un'impresa sociale, sempre ente del terzo settore, potrebbe diventare un'organizzazione di volontariato oppure un'associazione di promozione sociale, che come sappiamo sono due enti del terzo settore con delle caratteristiche particolari previste dal codice del terzo settore per poter utilizzare appunto quel nome. Potrebbe diventare un ente filantropico, cioè la fondazione che diventa ente filantropico nella forma di ente del terzo settore.
potrebbe diventare però anche una fondazione non ente del terzo settore. La cosa interessante è questo confronto, perché in realtà noi abbiamo due soggetti, diciamo una fondazione di diritto privato che è un ente filantropico al cospetto di una fondazione ente del terzo settore, di un ente del terzo settore con un ente filantropico. Per cui, tra virgolette, fanno la stessa cosa ma con due forme giuridiche diverse. Infine, non è escluso che la fondazione faccia un salto, tra virgolette, di qualità e per la tipologia ovviamente di attività che ha intenzione di svolgere, addirittura diventi una società con scopo di lucro. Vi faccio alcuni esempi per capire appunto questi movimenti e questi cambiamenti che in realtà sono attualità oggi, è quello che sta succedendo, che succederà. Abbiamo indicato la nostra fondazione Ollus, partecipata dal Comune di Ferrara. La fondazione Ollus, che non potrà più qualificarsi come Ollus, dovrà perdere la qualifica. Abbiamo detto che Ollus ha una qualifica fiscale, quindi non è che muore l'ente, semplicemente non ci sono più benefici della Ollus. Potrebbe diventare un ente del terzo settore, però abbiamo detto che non potrà essere un ente del terzo settore se sarà sottoposta alla direzione, coordinamento e controllo dell'ente pubblico. Altro esempio, la fondazione di partecipazione. Quando più fondatori pubblici, privati, profit e non profit aprono una fondazione che rimane aperta all'entrata di altri soggetti. La fondazione UAV è una fondazione partecipata dall'Università UAV ma con possibilità di adesione da parte di soggetti privati. Le caratteristiche di una fondazione di partecipazione non sono in contrasto con gli enti del terzo settore. Quindi una fondazione di partecipazione potrebbe anche diventare un ente del terzo settore. Infine le fondazioni bancarie, che per espressa previsione del codice del terzo settore non fanno parte e non sono disciplinate dal codice del terzo settore. Perché questo esempio è importante? Perché abbiamo visto che esiste la fondazione bancaria con finalità filantropica, abbiamo visto che esiste l'ente filantropico, ente del terzo settore, abbiamo visto che esiste la fondazione, chiamata fondazione, compresa negli enti del terzo settore, e abbiamo visto che poi esiste una fondazione di diritto privato che non fa parte degli enti del terzo settore. Allora forse possiamo ancora dire che tutte svolgono la stessa attività, cioè un'attività filantropica, sebbene con qualificazioni giuridiche diverse. Si determina quindi quello che ho chiamato una sorta di neutralità della qualifica rispetto al servizio o all'attività svolta e sicuramente rispetto alle finalità filantropiche. Vado molto rapidamente su queste figure. L'impresa sociale è interessante perché? Perché è indicata tra gli enti del terzo settore, ma non è disciplinata dal codice del terzo settore, avendo una disciplina a parte. Voi sapete quali sono le caratteristiche delle imprese sociali, quindi vi è un'attività di impresa, che è un'attività di impresa di interesse generale, con un elenco contenuto nel decreto legislativo 112, che non è perfettamente coincidente con quello del codice del terzo settore, e che svolge attività senza scopo di lucro. In realtà l'impresa sociale crea utili che possono essere redistribuiti anche se con limiti ben precisi e ben posti dalla legge. Società benefit. Scopo di lucro e finalità di beneficio comune. Quindi in questo percorso in cui stiamo elencando tutti i soggetti che negli enti pubblici, che nel settore pubblico, nel settore privato possono svolgere servizi pubblici, troviamo addirittura questo nuovo soggetto, disciplinato ancora una volta a parte, quindi non del codice del terzo settore e neanche con la stessa normativa che disciplina le imprese sociali, ma con una legge del 2015 che ha queste caratteristiche. Nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse. Parliamo di un soggetto che è una società privata in senso stretto, tradizionale, disciplinata dal codice civile, ma che se aggiunge alcune caratteristiche può fregiarsi del nome di società benefit. La società benefit ha due scopi sociali: realizzare l'attività lucrativa, quella che crea utili da distribuire ai soci, e in più una finalità di beneficio comune da indicarsi nell'oggetto sociale.
La finalità comune non è discrezionale, è questa la caratteristica. La finalità comune diventa un obiettivo degli amministratori. Accanto a svolgere quell'attività che crea utili da distribuirsi ai soci, gli amministratori devono anche perseguire la finalità di beneficio comune, che diventa quindi obiettivo stesso della società e quindi degli amministratori della società. Questo è ciò che differenzia la società tradizionale dalla società benefit. Tant'è vero che io mi sono permesso di dire che esistono anche società non benefit che perseguono finalità di beneficio comune. La differenza è che in questo caso gli amministratori possono discrezionalmente perseguire anche questa finalità di beneficio comune, che non è oggetto sociale, che non entra a far parte dello statuto e che non è di fondo un elemento da giudicare nella buona gestione della società. Con le società benefit e non benefit ho chiuso l'esame dei soggetti che si muovono tra primo, secondo e terzo settore, tutti come potenzialmente erogatori di servizi pubblici. L'idea era proprio questa, cioè l'idea che i soggetti che si muovono nel welfare mix sono plurimi e disciplinati da normative diverse. Sono soggetti pubblici, soggetti privati e a sua volta nell'ambito privato troviamo il privato profit e il privato non profit. Ragionamento di fondo: a parità di servizio erogato e di fruttore del servizio, vi è una pluralità di soggetti erogatori disciplinati da normative diverse che utilizzano modelli diversi. Allora a questo punto nascono i problemi. Il professor Volpe ha già parlato di criticità. Ce ne sono di criticità. Io ho cercato di fare un percorso un po' diverso partendo da questa domanda. Qui vi ho riportato alcune cose che potevano essere utili in questo contesto e la domanda è questa. La presenza di una pluralità di soggetti che erogano i servizi, che utilizzano modelli diversi, disciplinati da normative diverse, è un vantaggio o uno svantaggio? Mi sono dato questa risposta: se i servizi da erogare sono molti e variegati, alcuni da erogarsi a più soggetti, altri a meno soggetti, alcuni in maniera più capillare di altri, alcuni perché no di recente scoperta e altri invece di vecchia data, il fatto di avere a disposizione una pluralità di soggetti e modelli non dovrebbe essere uno svantaggio, ma dovrebbe essere la corretta risposta a questa pluralità di fenomeni. Al cospetto della molteplicità e varietà di bisogni da soddisfare, è meglio disporre di plurime strategie di risposta, cioè plurimi diversificati strumenti giuridici e economici di azione. In particolare, la riduzione dei modelli di azione a pochi limitati schemi obbligatori non è confacente alla realtà del terzo settore, che per sua natura è composta da plurimi soggetti anche perché frutto di plurime iniziative. Necessità di disciplinare non significa necessità di limitare le forme di manifestazione. Allora, il terzo settore è una parte di quello che abbiamo detto. C'è il primo settore come ipotesi, come opzione, il secondo settore e c'è il terzo settore. Oggi abbiamo la fortuna di avere sostanzialmente una normativa per tutte le ipotesi. Il resto è nel gioco del sistema, cioè capire qual è lo strumento migliore per rispondere ai bisogni. Mi sono permesso di fare un passaggio costituzionale per mettere in evidenza una cosa, che questa pluralità trova espresso riferimento nella normativa costituzionale. La nostra normativa costituzionale non è volta a limitare la libera espressione delle iniziative private, economiche e non economiche, anzi è svolta a favorirle. Prima ancora della riforma del titolo V e dell'introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale, la Corte Costituzionale aveva posto la sua attenzione su due articoli. L'articolo 2, come espressione delle libertà sociali, e all'interno delle libertà sociali la Corte Costituzionale fa emergere la libertà di volontariato, di associarsi nelle forme del volontariato. Nelle libertà sociali dell'articolo 2 ci sta la libertà del singolo, ma anche la libertà del singolo di fare in associazione, cioè di associarsi. L'altra è la libertà di iniziativa economica privata dell'articolo 41. In altre parole, la libertà di iniziativa economica e privata, cioè lo Stato non può limitare, se non per legge e diciamo così a determinate condizioni, la libertà di agire sul mercato. Anche qui parliamo della libertà del singolo come della libertà delle forme associate. E allora potremmo dire che qui abbiamo nell'articolo 2 si pone l'attenzione sul terzo settore e viene richiamato quando si parla del welfare del terzo settore, e l'articolo 41 viene richiamato quando si parla del secondo settore, cioè l'attività di impresa.
Parte della dottrina ha individuato nell'articolo 41 e nel rapporto tra iniziativa economica privata libera e utilità sociale il fondamento dell'impresa sociale, di quella che abbiamo definito prima essere impresa sociale. Fatto sta che con questi riferimenti costituzionali emerge sicuramente che la Costituzione non è orientata a limitare le forme, le spontanee iniziative del soggetto nei vari campi di azione. Vi cito qui una sentenza della Corte Costituzionale di giugno, ma rinvio alla prossima settimana, quando ci sarà direttamente il giudice costituzionale Antonini che ne parlerà. Io ne parlo, traccio alcune, ne prendo alcune parti che interessano il mio discorso. In questa sentenza la Corte Costituzionale, esaminando il principio di sussidiarietà orizzontale, ci dice delle cose che forse sono scontate, ma è bello sentirsele dire. Cioè che prima ancora che venisse alla luce il sistema pubblico del welfare, esistevano le iniziative private, cioè il welfare privato. La creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative, che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Con il principio di sussidiarietà si è voluto superare l'idea che sia solo lo Stato a garantire quei servizi. Le medesime finalità possono essere perseguite anche da un'autonoma iniziativa di cittadini, che in linea di continuità con quelle espressioni della socialità risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese. Si è identificato quindi un ambito di organizzazioni che non sono riconducibili né allo Stato né al mercato. E in questa frase c'è il primo settore, il secondo settore e il terzo settore. Allora, altra grande domanda: strategie adottabili dall'ente pubblico titolare del servizio che ha il dovere di garantirlo per la gestione di quel servizio. Abbiamo già detto che titolare del servizio è l'ente pubblico che deve decidere come gestirlo. Abbiamo detto che esistono più strategie, abbiamo detto che il vantaggio di avere più strategie è poter in teoria rispondere bene a ciascun bisogno come si confà ciascuno. Vedremo adesso velocemente quelle che possono essere le possibilità in mano all'ente pubblico. Io difendo enti pubblici e mi sono immaginato un po' il dirigente dell'ente pubblico, ma parliamo anche di un comune, di un sindaco, e al cospetto di un determinato servizio decidere come erogare quel servizio. Prima ipotesi: chiaramente si può erogare quel servizio in house providing, quindi utilizzando direttamente l'ufficio dell'ente piuttosto che una società in house. In un piccolo comune può essere che il pulmino che porta i bambini a scuola sia direttamente di proprietà del comune e che l'autista sia direttamente un dipendente del comune. In altre realtà abbiamo la società in house, abbiamo fatto prima l'esempio della società SRL del comune di Pomezia. Ulteriore ipotesi: l'ente pubblico va sul mercato a cercare quel servizio attraverso una procedura di evidenza pubblica. Il riferimento normativo al codice dei contratti pubblici è chiaramente una ricerca sul mercato secondo le regole del mercato. Qui vi ho riportato una norma del codice dei contratti pubblici interessante, perché prevede espressamente la possibilità che si faccia una procedura di evidenza pubblica, ma solo riservata a determinati soggetti. L'articolo 143 riguarda solo determinati servizi ed è rivolto, quindi i partecipanti possono essere soggetti che hanno determinate peculiarità. Io ho parlato di organizzazioni del terzo settore, vi ho riportato qui il testo di legge per mettere in evidenza come non c'è una perfetta coincidenza con l'elenco degli enti del terzo settore. Questa norma esiste nel codice dei contratti pubblici italiana, ma deriva da una deroga ammessa dalla Comunità Europea. Ulteriore ipotesi: vi è la possibilità dell'ente pubblico di gestire direttamente il servizio, vi è la possibilità dell'ente pubblico di fare una procedura di evidenza, vi è la possibilità dell'ente pubblico di gestire con un accordo con altri enti pubblici il medesimo servizio. Qui non si tratta di gestire direttamente il servizio da solo, non si tratta di comprarlo sul mercato, ma si tratta di gestirlo in cooperazione con un altro ente pubblico in base a una convenzione. Questa idea della convenzione in realtà non è estranea al codice dei contratti pubblici. La legge 241 del 90 prevedeva la convenzione tra pubblico e pubblico, definito appunto partenariato pubblico e pubblico.
Il codice dei contratti oggi prevede partenariato pubblico-privato, cioè l'accordo tra l'ente pubblico e privato che può riguardare la costruzione di un'opera, come però anche la realizzazione di un servizio. Caratteristiche dell'accordo è che c'è un riparto di rischio anche a carico dell'ente pubblico e c'è una partecipazione anche a carico del privato e c'è una partecipazione del privato non solo al finanziamento ma anche al progetto. Ho voluto qui indicare un parere del Consiglio di Stato perché ci parla espressamente di questo strumento come una collaborazione tra privati e amministrazioni e addirittura lo fa espressione del principio di quell'articolo 18 che abbiamo prima citato. Ancora più simile a tematiche che adesso affronteremo è la finanza di progetto, laddove il privato partecipa con la pubblica amministrazione ad individuare le stesse caratteristiche del progetto. Allora passiamo da un privato che si candida con altri privati sul mercato, secondo le regole del mercato, a svolgere un servizio per la pubblica amministrazione in una procedura di evidenza pubblica, ad un privato profit che con la pubblica amministrazione dialoga per la creazione di un progetto comune cofinanziato dal privato. Qui vi ho portato un esempio un po' particolare, in cui addirittura la finanza di progetto era a tre, cioè vedeva un ente pubblico, un privato profit e un privato no profit. L'obiettivo era costruire degli alloggi sociali che venivano finanziati dal privato profit e dal privato non profit. Grazie all'apporto del privato non profit, il privato profit poteva costruire e mettere sul mercato a costi inferiori, a canoni agevolati, questi alloggi, perché la differenza, diciamo, la sostenibilità economica del progetto veniva garantito dal privato non profit. Questo si fa attraverso un accordo, un contratto tra pubblica amministrazione e privato. Ulteriore ipotesi, ulteriore strategia, l'utilizzo degli strumenti del codice del terzo settore. Esistono questi nuovi strumenti previsti dal codice del terzo settore, dico nuovi nel senso che previsti dal codice del terzo settore. Abbiamo già parlato della norma che dice che le amministrazioni pubbliche devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore e sappiamo che fondamentalmente sono tre le figure che ci vengono in mente: la coprogettazione, la coprogrammazione, la coprogettazione, poi si parla di forme di accredito. A me in questo momento interessa parlare della coprogettazione in questi termini. Se definiamo la coprogettazione come un modello in cui il privato partecipa alla determinazione anche del progetto della pubblica amministrazione, la coprogettazione può essere definita correttamente come il partenariato tra amministrazioni e privato sociale. Ed è quello che è, ed è il termine che ha usato in una sua determinazione l'ANAC. Ho fatto un esempio che chi si occupa di terzo settore ha in mente: il comune che pubblica un avviso ai soggetti interessati per presentare una proposta progettuale per la realizzazione di un servizio di contrasto alla povertà educativa, che condurrà alla stipula di una convenzione con il privato scelto. In questo caso il privato non partecipa solo, ma determina il progetto che verrà prescelto. C'è una compartecipazione del privato alla determinazione del progetto. E allora mi piace pensare che oggi esistano sul mercato, sul piatto, almeno tre strumenti, tre strategie. L'ente pubblico che gestisce direttamente il servizio, l'ente pubblico che attraverso una procedura di evidenza pubblica compra il servizio sul mercato, l'ente pubblico che entra in collaborazione. L'ente pubblico che per gestire il servizio collabora con un altro ente pubblico, collabora con un privato profit, collabora con un privato non profit. In tutti e tre i casi il termine giuridico utilizzato dalla norma è partenariato e si caratterizza per il fatto che il privato partecipa alla redazione del progetto, oltre che chiaramente a seconda del settore a condividerne i rischi e il finanziamento. Sempre nell'ottica della strategia che l'ente pubblico deve utilizzare, deve scegliere, vi ho focalizzato l'attenzione su tre concetti che possono in qualche maniera orientare l'ente pubblico e che ci permettono ulteriormente di aprire, come dire, il ragionamento. Allora, quest'anno sono intervenute delle modifiche al codice dei contratti pubblici che permettono di affermare che oggi gli strumenti del codice del terzo settore non sono più subordinati agli strumenti del codice dei contratti, ma si pongono sullo stesso principio. Per cui oggi per un ente pubblico utilizzare gli uni e gli altri può essere effettuato in maniera paritaria, senza dover subordinare i primi ai secondi.
D'altronde la stessa Comunità Europea ha ammesso ipotesi in cui il principio della solidarietà supera il principio della concorrenza. È la Comunità Europea che ha ammesso la possibilità di procedure di evidenza pubblica, è la Comunità Europea che ha ammesso a determinate condizioni l'affidamento diretto senza gara dei servizi sociali. Ulteriore punto, la Corte di Giustizia, sempre quest'anno, ha detto che un ente non profit può partecipare a una procedura di evidenza pubblica come tutti gli altri, se ne ha i requisiti. Questo perché dal punto di vista comunitario, abbiamo già detto, sarò rapido, i servizi è servizio qualunque attività che può essere reperita sul mercato e da operatore economico chiunque può offrirla, che sia profit o anche no profit. Si va quindi a neutralizzare la figura giuridica, come dicevo, per cui un ente no profit può partecipare a una procedura di evidenza pubblica, oltre che essere oggetto di affidamento diretto di un ente pubblico, oltre che avere una procedura di evidenza pubblica riservata, oltre che poter effettuare un affidamento diretto o un accordo partenariato pubblico-privato sociale. Altro principio importante, sempre in questa ricerca, è il principio della libera amministrazione dell'autorità pubblica. Secondo il diritto comunitario, sono le singole autorità, le singole amministrazioni a autodeterminarsi. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti di interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o conferire operatori economici esterni. Esiste una precisa norma della direttiva che garantisce in senso ampio questa libertà. Allora qual è il punto? Il punto è che l'ente pubblico si trova ad effettuare delle scelte importanti. Qui vi faccio l'elenco, non lo ripeto. Delle scelte importanti che implicano una responsabilità giuridica, quindi rispettare le norme, una responsabilità economica, e chiaramente la responsabilità economica ci sta un po' tutto nella responsabilità economica, e la responsabilità economica può significare solo riduzione di spesa, ma anche meglio rapporto costi-benefici, e poi ovviamente una responsabilità politica, laddove vi sia stata appunto l'assunzione di impegni, ad esempio in sede elettorale, di favorire il terzo settore o meno. È in mano all'ente pubblico la scelta della strategia, secondo quel principio di libera determinazione delle pubbliche amministrazioni. Chiudo l'intervento con una cosa che mi ha fatto riflettere. La valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore. Le linee guida prevedono espressamente che i soggetti pubblici possono essere destinatari della valutazione di impatto sociale. I soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza. E allora mi chiedo se l'ente pubblico, laddove vada a scegliere la strategia, non possa in qualche maniera utilizzare anche questo elemento, che può diventare magari interessante per motivare la propria scelta, visto che ogni ente pubblico deve motivare la propria scelta. Allora concludo, credo di aver dato una ampia panoramica del fenomeno. Non ho esaminato tutte le possibili criticità, che sono numerose. Fortunatamente il professor Volpe ne aveva già anticipate alcune. È chiaro che adesso sta il gioco, cioè alla libera determinazione dell'ente pubblico nel rispetto della normativa vigente, cercare le soluzioni migliori rispetto al caso specifico. Grazie mille Avvocato per davvero questo affresco amplissimo che credo abbia proprio colpito nel segno rispetto all'interesse che è quello del nostro pubblico, che anzitutto capire i confini all'interno di quel sistema che appunto lei ci ha così bene illustrato del welfare mix, capire i confini tra i determinati soggetti e capire i limiti e le modalità di azione, di collaborazione tra questi soggetti. Quindi grazie mille davvero, perché tanti interrogativi che erano usciti anche nel corso dei precedenti incontri sono stati ben chiariti dal suo intervento. Vedo collegato con noi il nostro terzo relatore della giornata, il dottor Paolo Fortuna, direttore dei servizi sociosanitari dell'USL 6 Euganea, che ringrazio in particolar modo a nome di tutto il comitato scientifico dei venerdì del terzo settore, perché possiamo tutti immaginare quali siano le difficoltà che sta vivendo in questo periodo. Per cui
il fatto che abbia trovato un ritaglio di tempo in questa tempesta per essere con noi e per ragionare con noi sui nostri temi, sul futuro, che è una cosa sempre positiva, è davvero una cosa per la quale dobbiamo essergli grati. Benissimo, allora non rubo altro tempo e lascio la parola al dottor Fortuna. Grazie mille. Grazie, buonasera a tutti, grazie Avvocato. Mi scuso perché sono entrato nella partita un po' in ritardo, ma per varie riunioni sempre sul Covid che ho avuto. Per me, ho ascoltato con molto interesse, mi pare di aver capito che è un quarto d'ora, no? Di tempo. E io voglio allora dovrei parlare appunto di esperienze, posto che io sono appunto il direttore sociosanitario, sono un medico igienista e quindi ho un taglio chiaramente clinico organizzativo. Però da molti anni appunto mi occupo di direzione dei servizi sociosanitari e rispetto appunto a quello che è stato detto nell'ultima mezz'ora perlomeno, è stato veramente colto nel segno alcuni problemi che comunque effettivamente anche noi abbiamo. Mi spiego, ho sempre detto al mondo del terzo settore, delle cooperative, appunto, che comunque quello che, e parlo ovviamente di esperienze, quindi parto dal bisogno, no? Quello che comunque noi dobbiamo garantire come pubblico e che non possiamo di fatto delegare a nessuno è la presa in carico e quindi la valutazione appunto dei problemi, dato che siamo un'azienda sanitaria, sociosanitaria, quindi appunto deputata a promuovere il welfare, a promuovere salute. Dobbiamo garantire chiaramente il finanziamento, ma dobbiamo garantire la valutazione dei risultati. Tutto quello che c'è praticamente in mezzo fra la valutazione della presa in carico e la valutazione dei risultati è in realtà un ambito dove effettivamente le varie modalità di espressione e di coinvolgimento appunto dei vari stakeholder che appunto ci sono nel territorio possono effettivamente appunto così esprimersi. E una cosa che però posso dire è che da parecchi anni, non solo ritengo appunto nel Veneto, strumenti di programmazione come quello appunto del piano di zona ha portato comunque i stakeholders in generale e il terzo settore in particolare a partecipare non solo all'attività di erogazione dei servizi, ma come appunto si diceva prima parlando di coprogettazione, no? Ma anche nell'analisi del bisogno e quindi nella formulazione anche di strategie che appunto possono essere effettivamente innovative per rispondere comunque a un bisogno che è appunto in evoluzione. E quindi l'elemento di coprogettazione e di partecipazione attiva comunque anche alle fasi di programmazione, ripeto, e quindi dall'analisi del bisogno, è diventato un elemento appunto molto importante da considerare. Ecco, prima l'avvocato parlava appunto di strategie dell'ente pubblico. Una cosa molto importante che per noi tante volte è un grosso limite sono i tempi da quando abbiamo un'idea, abbiamo un progetto, abbiamo una proposta progettuale e quando, quindi T0, e quando parte lo startup praticamente operativo, tempi che sono tante volte appunto molto lunghi, vedi appunto soprattutto se facciamo evidenze pubbliche, soprattutto se sono sopra soglia, e quindi di fatto ti vanno ad alterare anche un altro tipo di responsabilità, l'aggiungo a quello che è stato detto prima, che è la responsabilità erogativa. Cioè io non posso, diciamo, nascondermi, ente pubblico, azienda sanitaria, non mi posso nascondere dietro ho fatto la gara, ho fatto l'evidenza pubblica, intanto aspetto, perché siamo appunto comunque destinatari di risorse che devono appunto rispondere nell'immediatezza comunque ai bisogni appunto che ci sono. Detto questo,
sto recitando così a braccio, ma proprio per cercare di parlare appunto di così esperienze. Ne ho detta una, quella appunto della programmazione al piano di zona. La cosa che sta emergendo adesso e che mi ha trovato tante volte appunto anche a confrontarmi con i portatori di interesse del territorio, quindi volontariato, terzo settore, inteso anche in senso largo, è proprio l'esperienza che stiamo avendo del Covid, che ci sta completamente sconvolgendo il sistema della rete dei servizi. E forse è anche un bene questo, perché ce la sta mettendo in crisi, forse troppo statica, andava bene forse in passato, ma in questo momento di forte evoluzione dei bisogni effettivamente risponde poco. È chiaro che io sto dando un taglio esperienziale che, ripeto, parte dal bisogno, quindi dall'altra parte poi si dovrebbe in qualche maniera poi appunto intersecare con quanto è stato detto prima. Il Covid che cos'è che ha determinato? Cosa sta determinando? Di fatto è stato veramente per tutti noi un forte impatto con una realtà in un periodo in cui di vita, di contesto sociale, dove la virtualità di fatto era prassi, e quindi in un certo senso la virtualizzazione appunto anche della malattia. No, non è stato così, perché la malattia di fatto ha determinato morti, sta determinando appunto povertà, sta emergendo anche la mancanza di solidarietà, anzi elementi forse che erano presenti in altre epoche, cioè se uno si ammala di Covid viene tacciato, viene indicato, messo all'indice perché si è infettato, perché ha infettato, sta infettando noi, e quindi problemi effettivamente appunto di tipo relazionale molto importanti. E da questo punto di vista si può dire cioè questo comportamento, cioè questa analisi del bisogno, questa analisi fenomenologica ci sta portando comunque appunto a comunque dover rivedere e rifare appunto una analisi di questi bisogni in evoluzione. E lì entra l'aspetto di cui parlavo all'inizio, no? Della necessità di fare un'analisi insieme un po' con tutti i portatori di interesse del territorio. E tant'è vero, ed è questo appunto l'esempio che ho fatto, cioè che faccio, forse appunto ci sono anche degli ascoltatori con i quali appunto mi sono anche confrontato. Faccio l'esempio della disabilità, dei centri diurni per disabili. Sappiamo che cosa è successo con il lockdown, cioè chiusi i centri diurni, tutti a casa. Problema ovviamente per le famiglie, perché i disabili rimanevano a casa, e parallelamente il problema anche delle cooperative di trovarsi, diciamo, improvvisamente senza lavoro, anche perché comunque il pubblico non può pagare il voto per pieno, perlomeno prima di una delibera della 445 che è stata appunto adottata dalla Regione Veneto in questo frangente. Però a fronte appunto di questo grosso problema di gestione, faccio semplicemente appunto l'esempio della disabilità, ma si può appunto allargare, è nata davvero la necessità di interagire tra tutti noi e quindi, ripeto, con il terzo settore, per andare comunque a cercare di sviluppare strategie innovative per dare risposta in questo caso appunto al disabile a casa. Ecco, quindi trovare il sistema per mandare l'operatore a domicilio, quell'operatore che prima lavorava in centro diurno, trovare delle strategie per agganciare o mantenersi agganciati alla famiglia attraverso appunto il web, e quindi attraverso i sistemi informativi, trovare delle modalità diverse anche di interfacciamento all'esterno, cioè quindi tutte esperienze gestionali molto diverse da quel pacchetto storico che si chiama centro diurno, che prevede degli standard di personale, dei minuti ospite e quant'altro, ma che in realtà sono stati essenziali
sia per le famiglie anzitutto, ma naturalmente anche per comunque promuovere e facilitare anche la gestione lavorativa all'interno appunto delle strutture. Questa non è stata comunque un'azione che l'ULSS si è inventata in questo caso, ma è stata proprio un'azione di prima della coprogettazione, diciamo, di condivisione di nuovi bisogni che comunque è stata fatta fra appunto l'agenzia pubblica, in questo caso l'azienda sociosanitaria e il terzo settore. E da questo punto di vista è molto importante quindi cercare di vedere, cioè almeno da quello che vedo io, cercare di trovare delle formule, cioè oggi abbiamo bisogno di trovare delle formule molto più snelle, molto più veloci, che non sia appunto la gara, per cercare proprio di andare ad attribuire e andare appunto a rispondere, ad attribuire quindi competenze e andare a rispondere comunque a questi bisogni in evoluzione. Questo riguarda, come dicevo, la disabilità. Faccio un esempio anche simile che ha riguardato fondazione, cioè il volontariato nell'ambito per esempio dell'Alzheimer. Da tempo noi in Regione Veneto abbiamo il cosiddetto progetto Sollievo, finanziato dalla Regione, che prevede praticamente il coinvolgimento in questo caso appunto nel mondo del volontariato per facilitare, per trovare che ha degli spazi solitamente parrocchiali o comunali dove incontrare, dove far sì che le persone affette da decadimento cognitivo, anche importante, possono trovarsi per sollevare le famiglie. Ecco, anche questo a seguito proprio delle ultime esperienze legate dell'evoluzione appunto del Covid, si è e si sta completamente trasformando in attività diversa che è molto più finalizzata a mantenere appunto a casa così le famiglie. Quindi guardando anche il tempo, no? Quali sono di fatto alcune parole chiavi che secondo me devono essere appunto valorizzate in questo momento e incrociate comunque anche in punta di diritto con tutto quello che la norma appunto dice e che di cui è stato appunto parlato prima. Abbiamo bisogno oggi si parla appunto di capitale sociale, di acquisire un approccio sistemico del bisogno. Dobbiamo superare diciamo la logica prestazionale. Non mi bastano più diciamo i minuti ospite, ma il da dare, da erogare o quant'altro, ma mi serve un interlocutore che ragioni con me sulla valorizzazione e valutazione praticamente dei risultati finali, che non sono, ripeto, le prestazioni, ma sono per esempio il mantenimento e il miglioramento dell'autonomia di una persona. Altra cosa molto importante è che oggi forse facciamo fatica con quella normativa che abbiamo, è una reingegnerizzazione costante dei servizi. Vi faccio un altro esempio nell'ambito, per esempio, della tossicodipendenza, no? Delle comunità. Rispetto a tempo fa, quando avevamo famiglie inclusive, oggi abbiamo famiglie espulsive. Non accettano di fatto, fanno fatica ad mantenere accolto a casa il figlio, il parente tossicodipendente o comunque dipendente. Accanto a questo ci sono per esempio tutti i problemi legati all'immigrazione, all'etnodipendenza. Altro argomento appunto da sviluppare, cioè noi comunque insieme dobbiamo arrivare a lavorare proprio per trovare formule che aiutino ecco il discorso del capitale sociale a sviluppare
diciamo, delle azioni che stabilizzino, che formino e stabilizzino appunto il tessuto sociale fortemente infragilito. Altra cosa, proprio legata a questa, quindi l'approccio sistemico, la reingegnerizzazione dei servizi, per me è che voglio sottolineare, è promuovere i vari livelli di integrazione. Ancora nel 2008 se ne parlava, istituzionale, professionale, appunto, e gestionale, come azioni, come coazioni proprio che ci aiutano ad identificare proprio l'evoluzione del bisogno. Ecco, e l'ultima cosa, la cultura appunto della valutazione degli esiti. Quindi questa logica, cioè evitare proprio la logica prestazionale, cercare insieme proprio di non prendersi, cioè l'obiettivo non è quello appunto di prendersi carico della non autosufficienza, del fragile, ma proprio quello di cercare il più possibile nel tempo di favorire il processo di autonomizzazione della persona e di reinserimento sociale. La mia utopia è proprio quella che insieme con il terzo settore si arrivi a riconquistare in maniera, si parla di medicina di iniziativa, ma anche di terzo settore di iniziativa, di pubblico di iniziativa, che deve andare proprio nel territorio a scovare ed intercettare, prima ancora che insorgano appunto i nuovi bisogni. Ecco, detto questo, butto lì un problema no, che da quello che dico, da quello che ne deriva, è che un terzo settore fortemente incardinato, che conosce il territorio, va salvaguardato se appunto non potenziato, e quindi anche tutte le normative che praticamente appunto ci sono dovrebbero comunque facilitare anche un processo di radicazione culturale che, ripeto, è un capitale sociale che non possiamo perdere. Bene, grazie mille dottor Fortuna per questo, diciamo, variegata descrizione della realtà, ecco, assolutamente, che ci ha fornito tanti spunti di riflessione. La ringrazio anche nuovamente per la sua partecipazione, so appunto quanto è stato difficile, quindi grazie a nome di tutti. Grazie anche al professor Francesco Volpe per la sua partecipazione, e grazie anche all'avvocato Cardin, che vedo ancora collegato. A tutti i partecipanti una buona serata e un appuntamento al prossimo incontro di venerdì 6 con il giudice e il professore Luca Antonini, che diciamo si porrà col suo incontro in continuità con il tema affrontato oggi, perché appunto il titolo dell'incontro sarà Terzo settore e Costituzione italiana, quindi affronterà in particolar modo la sentenza di quest'anno citata anche dall'avvocato Cardin, quindi sicuramente appunto potremo continuare la nostra riflessione rimanendo in questo ambito del rapporto tra pubblico e privato. Grazie a tutti i relatori, a voi ricordo che potete comunque continuare a seguirci sul sito, sui social, e noi avremo modo di aggiornarvi sempre con la newsletter settimanale. Grazie mille, grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci.